Vorrei domandarvi, dove sono gli orfani raccolti da Fra Marcello Fussataro, che andavano liberi, vagabondi, per la città, desiderosi di imparare musica? Io vorrei domandarvi, dov'è il divino Gio? Dove sono Leonardo? Dov'è Niccolò? Dov'è Ignazio? Dove sono Domenico e Carlo? Signor Cardinale, il sogno forse è soltanto finito. E voi non ne sentite alcuna responsabilità? Non meno di voi, permettetemi. Che cosa intendete dire? Ricorderete, vero, la rivoluzione fatta dai figliuoli del conservatorio, durante la quale le migliori voci e i migliori strumenti furono espulsi. E non fu Francesco Pignatelli a scrivere un regolamento per tentare di placare tale malcontento? Beh, certo, le costituzioni antiche erano ormai andate in disuso, finite in oblio. E tale regolamento? Duro, molto duro. Fu vietato ai ragazzi di pernottare in case forestiere, dentro come fuori Napoli, e fu vietato loro di andare a musica o ad altra funzione, qualora non avessero potuto rientrare per tempo in conservatorio, cioè sempre. E va bene. E va bene. Ma dico, rettore, non fu ordinato ai maestri di cappella e di strumenti di instillare nei cuori di questi fanciulli sentimenti di umanità, sentimenti di modestia, di timore di Dio, poiché sappiamo bene quanto sia pericolosa la professione della musica, e per i cantori, canto per i suonatori, e sappiamo bene quanta diligenza occorra nel cuore di tale maestri per cercare di salvaguardare la vita terrena e la vita eterna. Signor Cardinale, il processo di irreversibile corruzione era ormai innescato.
Quanto ti hanno pagato ieri a Santa Patrizia? 2 grana e 20 tari. Vai dai filippini ci vai sempre? Alla domenica, regolarmente. Da bravo mastricello. Già, ma c'è di più. Cosa? Mi hanno chiesto un oratorio. A te. A me. E tu che cosa hai risposto? Beh, che devo prima raccattare tutte le note in mente, ordinarle, impastarle con qualche accordo, risolverle con qualche partimento, poi spalmarle sul testo di Don Antonio e finis laus Deo beateque Virgini beateque secolo. Ridete voi per invidia. Ecco. Si concede licenza di stamparsi il presente oratorio. Ma do di eseguirlo in chiesa o lì dove sta esposto il Santissimo Sacramento. E per le 24 ore sia il tutto terminato. Canonico Don Pietro Marco Gizio.
Manco oggi si magna. Che fumo, che fuoco, ma non sempre carne rostuta. Ma che dice, me ne Niente. Ma che stai pensando? Niente, che siamo buttati a capo. Ti ricordi 2 anni fa? Chi sono scordare? Studia, scrivi, suona, esci, esci ancora. E poi lunedì caso cavallo e borragine, martedì caso mostrato e verricello, mercoledì cipolle e uova, giovedì petrosino e foglie di cappuccio, venerdì elfi salate, così canti meglio, sabato foglia molla e prune, domenica fuitegna. E stiamo pure a capo. E poi ha già saputo un fatto: il rettore ha venuto in bottegai gli agrumi del chiostro. Da sta casa non giocherà mai sola. Sicuro ogni mattina non ha questa foresta. Ignatelli, già ci ha castigati una volta. Che facciamo? Ci riproviamo? I professori gli sbirri su assai. E allora ma pure fanno. A così cantanno e non suonami più. Prepara le pietre, chiudi le finestre, porta la scala che sta nella camera del consiglio, chiama i quaglioli rimasti prima che tornino dalle segue. Ci proviamo. Facciamo morire. Facciamo giustizia.
poiché, per ragione da me considerata capitalissima, da tale conservatorio traggono profitto più gli stranieri che i napoletani. Dispongo che i fanciulli ivi accasati siano distribuiti negli altri conservatori: Loreto, Sant'Onofrio e Pietà di Turchini. Dispongo inoltre che tale conservatorio venga definitivamente soppresso e l'edificio convertito ad uso di seminario, e che sulla porta della chiesa si legga: seminario archiepiscopale diocesano. Quanta tristezza, padre. La gioia, caro canonico, noi la ritroveremo in paradiso. La gioia, consentitemi, eminenza, le ha abitate queste pareti, fin da quando l'arte musicale ha posto le sue fondamenta in esse. Alessandro Scarlatti fu il primo a rompere le pastoie di un insipido contrappunto senza canto, senza disposizione, senza leggiadria, per dare vita a una scuola che fece dello studio del contrappunto un nuovo modo fatto con chiarezza e grazia. E poi il Durante, che ebbe il vanto di stabilire un'armonia conforme al senso e al ritmo della frase, ma soprattutto al sentimento del componimento musicale. E infine il Pergolesi, il divino Pergolesi, che iniziò un'era nuova nell'arte musicale, arricchì la melodia di novelle grazie, dandole varietà nel ritmo e una fisionomia che prima non aveva. E nella musica sacra, signor Cardinale, dimostrò che il fine ultimo del comporre doveva essere l'espressione della parola, spogliando quel genere da tutte quelle combinazioni scolastiche che lo rendevano confuso. E poi abbiamo avuto il Vinci, e poi c'è stato il Porpora. Insomma, quale colpa addossarmi, Quale impronunciabile rimorso? Giammai, giammai. Eminenza. Intendevo solo ricordarle che questo conservatorio fu il primo per la musica e che grazie ad esso ha avuto inizio la nostra grande e illustre scuola napoletana. E tutto qui. Tutto qui. Thank you.
Cardinal Pignatelli. Cardinal Pignatelli. Bisogna che si intervenga molto prima che Sua Maestà impedisca ai suoi corsori di portare armi improprie. Voi, padre, mi state chiedendo di uccidere. Niente affatto. Voglio solo che sia dato un segnale chiaro ed inequivocabile del malgoverno che si cela in quel luogo. Pregare per noi è diventato quasi impossibile, e anche attenerci ai nostri esercizi spirituali, perché ad ogni ora del giorno e della notte urla e schiamazzi raggiungono le nostre cappelle, e anche di messa. È diventata ormai un'impresa ardua. Richiamate il rettore e fate ripristinare una giusta ed equa disciplina. Sapete bene che la legge morale suppone l'ordine tradotto tra le creature, per il loro bene, in vista del loro fine, dalla grandezza, dalla sapienza e dalla bontà del Signore. Caro padre, leggo un certo sarcasmo misto ad acrimonia nelle vostre parole, forse un po' esagerate. No, la mia non è asprezza astiosa, Sua Eminenza, ma solo la necessità di salvaguardare la preghiera, l'orazione. Sapete bene, mia beatissima Eminenza, che pregare è molto importante. Sì, i figlioli hanno l'obbligo di pregare durante l'Ave Maria e dire preghiere, litanie per il Papa, per l'arcivescovo, per il re cattolico, il viceré e anche i governatori della città di Napoli. E poi alla sera ancora litanie e preghiere per i benefattori in vita e defunti del conservatore. Niente di tutto questo, solo baccaglia. Voi sapete bene quanto è importante il catechismo, che dice che una cosa molto importante è l'orazione, la preghiera, ma non come consiglio, bensì come ordine preciso. E come dice il nostro Signore Gesù Cristo, bisogna sempre pregare. Non pretenderete adesso di insegnarmi quanto Trento ha stabilito? Su via, padre, restate al vostro posto. No, Sua Eminenza amatissima, no, niente di tutto questo. Io mi faccio solamente portavoce dei miei fratelli che mi impongono di trovare una soluzione al baccano che dalla Madonna del Pilar arriva sino alla grazia di San Filippo. Voi sareste bravo a scrivere testi per musica o per il teatro, e forse anche a mettermi in scena. Vedrò quello che posso fare, ne parlerò con il rettore, anche se una voce da dentro mi spinge a credere che fra voi due ci sia una combutta. Oh, Eminenza, mai e poi mai. Voi conoscete bene la cacciata dei mercanti dal Tempio, vero? Certo, sì, è impressa sulla nostra oratoria. Luca Fapresto non poteva trovare un soggetto migliore. Che intendete dire? Quello che ho detto, superiore. E non assumete atteggiamenti da fariseo. Perdonate. Non notate voi in quell'affresco una implosione dello spazio, una sorta di risucchio dal mondo esterno che confluisce nello spazio chiuso? Non capisco. La scena è fluida e dinamica. Da un lato ci sono i mercanti che cercano le masse inizie, e dall'altra parte ci sono quelli che non si sono ancora resi conto di ciò che sta accadendo. Ebbene, voi potreste occupare entrambi gli spazi. Non parlate più? Avete perso tutta la vostra scostante superiorità? Vero, Eminenza, mi sembra di capire che, ecco, voglio dire... Non aggiungete altro. Farò quanto è possibile. Ma lasciate stare i fanciulli.
Bisogna cercare ovunque. Il rettore ha lasciato la casa, così sarà più facile accerchiare. E allora facciamo così. Tu e tuo figlio ve ne andate dove ci sta l'armadio, nella sala del consiglio. Io invece vado a cercare nel refettorio. Quei picciotti. Ecco ci sta quel pugliese là, come si chiama? La notte. Ah, esiste quello, ah. In questo posto bisogna rimettere in funzione la gattabuia. Così vuota e fredda e inutile. E noi sempre a correre dappresso a questi figlioli. Una cosa dobbiamo fare, prenderli. A che servono due para di manette? A che serve la verga? A che servono i ferri? Se poi dobbiamo correre avanti e indietro mentre scappano in piena libertà. Ah, lì 5 cani per ogni fanciullo che noi prendiamo da qui, capito? Più ne abbiamo e più guadagniamo. E allora le dobbiamo prendere. Certo. Allora vattene nella sala del consiglio, che io scappo subito al refettorio. E casomai ci vediamo nella sala grande. Andiamo. Andiamo. Non ci faccio più innanzi a lei. Non so quanti volte l'ha fatta sti scali. State zitte, furia. Tu campa e non sai come. Ma tu non campi più, si pensa così, fratello mio. Se non ti muovi un po' caccato, tutti questi pensieri continueranno a te passare in te cervella come carcerata, come condannata a morte. E poi sbagliare un po' questi pensieri. Falli sbagliare, falli sballare, falli spazzare. È inutile che cerchi mi frega in cervello. Tu e guaio, te vai cercando che l'andernella. Ah, ma quella lanternella è bello bene. Ha dite una campana che fa dam e dog. E chi non la pensa così va contro la chiesa. A chiesa minuta sul vestimento roba privata con la madre del Maria. Stai in te campane, alla prima uscita Da finite, morti in terra restate, trasiti in cascione. come c'è trasmesso che cadente. E che ne faccio? Alla scuola ce la passa. Andiamo. Facciamo attenzione, eh? Fare un uomo. Al tuo segnale, io apro la cassa, eh? Napoli mia, terra dalle 1000 sfumature di suoni e colori, dove l'anima si intreccia come le corde della musica e le note danzano come farfalle leggere nel vento. Io, qui, modesto musicista in prestito, trovo difficile racchiudere in parole l'incanto che questa città riversa nel mio cuore e nella mia arte. La mia vita si mescola alle strade tortuose e agli angoli nascosti di questa magnifica terra. Le note risuonano per le strade, accompagnando il passo incedere delle persone che si muovono come onde nel mare. Le arie che canto parlano d'amore e passione, di vicoli stretti e di sguardi rubati al chiaro di luna. Qui ho trascorso notti insonni, affinando le mie abilità, cercando di catturare l'anima oscura e bella di questo popolo. Quanta fatica per emergere, per far giungere suoni agli animi di chi ascolta. È come una battaglia in un mare in tempesta, ma proprio come il Vesuvio che domina l'orizzonte di Napoli, la passione ardente per la musica brucia in me senza sosta, come brucia in me il desiderio di giustizia. E così, mentre le stelle si accendono nel cielo notturno e le ombre si allungano nei vicoli, io continuerò a suonare e a cantare, sempre e per sempre. Che le mie note possano volare alto come gabbiani nel cielo azzurro, portando con sé l'anima unica di questa città che mi ispira e mi nutre, come una
abbraccio profondo di melodia e passione. Oh, yeah.
che cielo sereno. E caria Dirusa, a tratto non sa già che cosa, nata volta, che tinta, non canta a guardare. Sto cielo che azzurro si stende, ma canta una bella canzone. Ma ancora una vecchia passione tormenta sto povero cuore. A me ormai una barca mi porta lontano, lontano sto mondo di dolore, e chiara una nota d'amore, sussurro nel nuvolo per me. Ma cade una stella frattanto, un amore si dice è fernuto, pure io, per un amore perduto, quanta lacrima ci chiamuto.
Dia del principio a questa santa opera Marcello Fossataro di Nicotera, città di Calabria, terziario dell'ordine di San Francesco d'Assisi, che ispirato da Dio cominciò a raccogliere poveri fanciulli che andavano dispersi per Napoli, morivano di fame, morivano di freddo. Camminando avanti verso San Lorenzo, per la strada anticamente detta del Sole, si vede a sinistra un vicoletto detto dei panettieri, perché qui dentro anticamente si ammassava il pane, per poi pubblicamente venderlo. Si vede attaccato a questo vicoletto un conservatorio d'orfanelli, detti i poveri di Gesù Cristo, vestiti conformi all'abito del santo terziario, il quale, con nutrite elemosine, comprò l'edificio e accomodò la chiesa, dedicandola alla Madre di Misericordia, sotto la cui protezione raccolse i fanciulli dai 7 anni in poi da taverne, stalle, luoghi vivi della città, e con regole firmate dal venerabile cardinale Gesualdo, arcidiacono di Napoli, con ogni diligenza insegnò loro la dottrina cristiana e con l'ausilio di affermati maestri l'arte della musica, secondo la capacità ed il genio di ciascuno. In questo conservatorio apprese la musica l'incomparabile, anzi il divino, Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, sotto la direzione prima del maestro Gaetano Greco napoletano, poi di Francesco Durante di Frattamaggiore. Egli ci ha lasciato le sue divine opere, cioè una messa a 2 cori, un Dixit, un Laudate, uno Stabat a 2 canto ed alto, il dramma dell'Olimpiade del Metastasio, un intermezzo della Serva Padrona ed altro. Da questo conservatorio parimenti uscirono Leonardo Vinci, Niccolò Porpora, Ignazio e Giovanni Prota, Domenico Tardellas, Carlo Cotumaggio ed altri valentissimi musicisti. E riuscivano essi eccellenti, perché alla buona scelta dei maestri di musica si accoppiava ancora la scelta dei migliori maestri di umane lettere, alle quali egualmente dovevano attendere i ragazzi. Nel 1743 il conservatorio chiuse. I fanciulli distribuiti negli altri conservatori della città e sulla chiesa, seminario, archiepiscopale, diocesano. Ora il simario si abbassa sulla scena della vita. Le note, gli scritti, le composizioni si dissolvono nel mistero dell'infinito. La melodia della mia esistenza giunge al suo ultimo accordo. Guardo indietro alle note luminose e malinconiche che ho scritto, agli applausi calorosi e alle critiche. Ogni composizione un frammento di anima impresso nella partitura. Mentre mi avvicino alla grande sorpresa, danzare nell'aria circostante. Ora la luce si fa fioca. Il mio respiro si fa lento, le mie mani, deboli, toccano note invisibili, credendo di poter plasmare la melodia si fa ancora più dolce, quasi un commiato, un ultimo contrappunto alla vita stessa. Addio mondo, addio a te, che hai ispirato le mie note, che la musica continui a danzare quando mi sarò unito al silenzio dell'eternità.
Giovan Battista Ercolesi. Il punto. Mi insegnarono a scuola. Serve sempre a mettere fine a un discorso. Nella mia vita ho messo migliaia di punti per mettere fine a migliaia di cose. Ho avuto sempre però a portata di mano una pietra di pomice per cancellare, riprendere discorsi mai interrotti.